Era una delle missioni che questa amministrazione aveva posto sul piatto: aumentare la sicurezza reale e percepita in città. Nei numeri del bilancio 2018 della Polizia Locale, alcuni punti emergono con un segno più 692 ore di controlli antidegrado in tutta la città, e questo nonostante 4 agenti in meno, con un aumento del 53% delle operazioni, passate da 2.874 nel 2017 a 4.398 nel 2018. Occhio poi all'abusivismo, dai bivacchi nelle aree pubbliche agli edifici privati, con un aumento del 500% delle sanzioni amministrative. Un focus particolare lo ha meritato Campomarzo. Qui da sabato, alla vigilia delle festività pasquali, partirà il rafforzamento del presidio con 6 agenti in servizio durante la giornata. Lo facciamo volentieri, quello di rafforzare il presidio di polizia locale in Campomarzo, che vuol dire Campomarzo ma anche zone limitrofe. Ci spingeremo fino al quadrilatero di Viale Milano, Viale Torino, Via Genova, per controllare il territorio. Quel presidio poi svolgerà la funzione dal lunedì al sabato, dalla mattina alla sera, negli orari chiaramente dalle 8 della mattina alle 8 di sera, col supporto di tutte le altre forze di polizia che saranno presenti, non ultimo naturalmente anche l'esercito, che è preziosissimo per noi. Nel mirino ci sono inoltre nomadi, accattonaggi e parcheggiatori abusivi, con il primo DASPO urbano scattato a Vicenza proprio nei confronti di un africano che stazionava davanti all'ospedale San Bortolo. Attenzione, nelle prossime settimane sarà riservata infine agli esercizi pubblici ai bar, con l'amministrazione impegnata a far rispettare le regole. C'è chi sta approfittando della situazione, quindi Vicenza e i cittadini residenti vicino ai bar devono capire che devono stare tranquilli, e quindi i bar devono rispettare le regole. Se non le rispettano bisogna intervenire, l'amministrazione deve dare delle risposte alla cittadinanza.